Passo a te, reparti liberi. L'odierna cerimonia prosegue con vari momenti organizzati dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dall'Ufficio Scolastico della Provincia di Siracusa. Forse stai là per vedere se aspetta, non c'è nessuno. Ok, ci provo. Problemi con le Germana, dov'è? Lucia, la frase, hai una chiavetta con la frase. Vuole una chiavetta con la frase. Non sai?
Perché sono qua? Esco. Sono dall'inizio io. Ragazzi, qui vado io. Messo dei ragazzi. Benvenuti alle celebrazioni per il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. E allora avete assistito alla parte ufficiale, quindi la cerimonia che abbiamo iniziato nell'altra piazza. Ora ci siamo spostati da questa parte su questo palco per assistere all'ultimo momento delle celebrazioni di questo 2 giugno, che si è aperto nel migliore dei modi. Infatti vorrei ringraziare con un grande applauso gli studenti del primo istituto comprensivo Vittorio Veneto, coordinati dalla professoressa Antonina Zuppardo, e dell'istituto superiore Vittorini Gorgia, coordinati dalle professoresse Fortuna Scavo e Lucilla Fisicaro, che ci hanno guidato con gioia in questa ultima parte della nostra festa nazionale, che anche quest'anno si è svolta in forma itinerante, per sottolineare che l'appartenenza alla comunità nazionale non ha confini geografici e né tantomeno mentali. Dopo il capoluogo, Cassaro, Ferla e Palazzola Credi, Augusta, è la volta di Lentini, la vostra meravigliosa Lentini, ospitare l'intera provincia aretusea in una giornata così significativa, all'insegna dell'inclusione, ma anche della creatività di cui ogni cittadino è portatore e che grazie alla scuola si trasforma in talento da porre a servizio della comunità intera. Perciò siamo felici di ascoltare i giovani alunni del primo istituto comprensivo Vittorio Veneto, eletti in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ci racconteranno la nascita della Repubblica Italiana, coordinati dalle docenti Elisa Vecchio e Serenella De Cristofaro. Buongiorno, sono Francesco Fisicaro e sono il baby sindaco del primo istituto comprensivo Vittorio Veneto di Lentini. È per me un onore dare il benvenuto alla nostra città, alle autorità qui presenti oggi e alla popolazione di Lentini tutta. Sono felice di poter rappresentare la mia scuola, che da diversi anni attiva il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha lo scopo di educarci ad essere cittadini protagonisti delle nostre città e ci permette di creare uno spazio in cui esprimere le nostre opinioni, confrontare le nostre idee e discutere liberamente nel rispetto delle regole. In questa giornata così importante per la nostra Repubblica, io, insieme ai miei compagni, consiglieri e assessori, vi daremo alcune informazioni storiche relative alla nascita della nostra Repubblica. Il nostro istituto ha, per tradizione e da diversi anni, un consiglio comunale che lavora come un vero e proprio consiglio comunale cittadino all'interno della scuola. Per comprendere il significato del 2 giugno e della festa della Repubblica è importante ripercorrere la storia italiana dell'ultimo secolo. Fino al 1946 l'Italia era una monarchia costituzionale, regolata dallo Statuto Albertino. Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale, indetto a suffragio universale, e tutti gli italiani, comprese le donne che votavano per la prima volta, furono chiamati alle urne per scegliere la forma di governo preferita, monarchia o repubblica. Con circa 13 milioni di voti contro circa 11 milioni, gli elettori scelsero la Repubblica e la famiglia Savoia, fino ad allora al comando della monarchia, fu esiliata. L'Italia al voto risultava divisa in due. Al nord aveva vinto la Repubblica con il 76,2% dei voti, mentre al sud le preferenze erano date alla monarchia con il 73,8% dei voti. Ma il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati alle urne anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente, cui sarebbe spettato il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato italiano, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana, che entrò in vigore l'1 gennaio 1948. Il referendum del 2 giugno fu inoltre la prima tornata elettorale nazionale cui parteciparono anche le donne.
La festa della Repubblica non è sempre stata il 2 giugno. Nel 1977, con la legge numero 54 del 5 marzo, a causa di una situazione economica difficile, la festa della Repubblica era stata spostata alla prima domenica di giugno, ma nel 2001, con la legge numero 336 del 20 novembre 2000, la festività del 2 giugno è stata reintrodotta. Ma come si passò? Ma come si arrivò alla nascita della Repubblica? Nel luglio del 1943 Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini affidando il governo al maresciallo Pietro Badoglio. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia partecipò nel caos e Vittorio Emanuele III fuggì verso il sud Italia. In questo clima difficile si iniziò a delineare l'idea di un cambiamento radicale nella forma governativa del paese. La monarchia e Vittorio Emanuele III erano considerati come principali responsabili della situazione attuale per aver appoggiato il fascismo e aver permesso l'entrata in guerra dell'Italia. Nel 1944 Palmiro Togliatti propose di aspettare la fine della guerra per discutere della questione istituzionale, trovando così un accordo tra i vari partiti, in base al quale Vittorio Emanuele III venne sollevato dal suo incarico ed i suoi poteri passarono momentaneamente ad Umberto di Savoia, principe di Piemonte ed erede al trono. La scelta di rimandare qualsiasi decisione alla fine della guerra fu ufficializzata con il decreto luogotenenziale numero 151 del 25 giugno 1944, in base al quale stabiliva che, terminato il conflitto, sarebbe stata indetta una consultazione per scegliere la forma dello Stato ed eleggere l'Assemblea Costituente. Il 31 gennaio 1945 il Consiglio dei Ministri emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto anche alle donne. Il 16 marzo 1946 il principe Umberto decretò ufficialmente di organizzare un referendum per decidere la forma istituzionale dello Stato. Un mese prima del referendum Vittorio Emanuele III abdicò in favore di Umberto II, sperando così di poter attirare il consenso del popolo per far continuare la monarchia. Ma non fu così, perché il popolo era stanco e consapevole che la monarchia l'avrebbe reso solo schiavo di Savoia, e fu così che nacque la Repubblica Italiana. Per concludere, vogliamo ricordare le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cariche di valore e di significato. Con il 2 giugno 1946 si inaugurava una fase nuova nella storia del nostro giovane Stato, contrassegnata da grande partecipazione popolare, passione civile, speranza nel futuro, e di lì a poco si schiudeva per l'Italia un periodo di crescita economica, sociale e culturale senza precedenti. Volgendo lo sguardo al nostro passato, ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia e diritti di qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Ancora oggi, il 2 giugno, è riconosciuto come festività nazionale di importanza storica. Essa testimonia il coraggio di coloro che ogni giorno difendono la patria in nome della libertà, della democrazia e della giustizia. Ma complimenti, bravissimi questi alunni dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto. Allora io mi avvicino al baby sindaco, è una giunta bellissima, per consegnare questi palloncini, perché anzi li poggio un attimo giù senza voler nascondere nessuno. Cosa avete scelto di fare con questi palloncini, baby sindaco? In modo simbolico di augurare una buona festa della Repubblica a tutti gli italiani e di non dimenticare questa festività così importante per noi.
E noi non lo dimentichiamo grazie soprattutto al vostro impegno, caro Bepi Sindaco. Ma non solo, quando un palloncino vola libero nel cielo, come le colombe, come i nostri uccelli, quale sentimento evoca? Ricordiamo tutte le persone che hanno lottato per la libertà dell'Italia in questo modo, con questo gesto simbolico. Esatto, la libertà, viva la libertà, che è resa possibile proprio da questa forma del nostro Stato che è la Repubblica. E allora andiamo con il taglio dei palloncini e li liberiamo in cielo. Lo fa a nome della Giunta il Bepi Sindaco Francesco Fisicaro. Gli applausi non devono mancare, perché pensate l'emozione di questi ragazzi. E viva la libertà, viva il 2 giugno! Grazie ragazzi! Allora abbiamo iniziato nel migliore dei modi, dunque vi invito ad accomodarvi, a continuare a godere di questo momento di festa. Magari raccogliamo questi pesi, un bel inchino alla nostra platea. Inchinatevi pure. Grazie. Allora, buona continuazione, grazie anche per il vostro impegno politico già così piccoli, e speriamo sempre in una cittadinanza foriera di questi valori, e soprattutto viva la libertà, Francesco. E allora, per un gruppo di alunni che va, un gruppo di alunni che viene, è il momento